L'amicizia del presidente Mattarella, che a Padova ha voluto esserci per i 75 anni del QAM, la presenza di delegazioni africane del Mozambico e dell'Etiopia, i sogni del QAM che lunedì vedrà aprire la scuola per ostetriche a Bessangoa nella Repubblica Centrafricana e sogna di realizzare il nuovo ospedale di Nekemte in Etiopia a servizio di 1,5 milioni di persone, sogni che continuano, racconta Don Dante Carraro. Il sogno lo rubo al presidente Mattarella, che 3 anni fa ci ha detto, Don Dante dice, dobbiamo costruire un continente verticale, che ha a nord una regione che si chiama Europa, che ha 500 milioni di abitanti, al sud un'altra regione che si chiama Africa, che ha 1,4 miliardi, in mezzo un laghetto che è il Mediterraneo, e dobbiamo imparare a dialogare, costruire, progettare. Tra gli amici del QAM anche gli artisti Nicola Fabi e Daniele Silvestri. Un progetto a cuore per il QAM adesso, un progetto che farà insieme al QAM da raccontarci. Ma guarda, oggi io in realtà quest'estate ho concluso il primo giro dei 10 paesi, dei 9 paesi, ma li ho visitati tutti. Quindi a questo punto dobbiamo ricominciare da capo. Loro sanno che appena c'è bisogno ci sono sempre. Personalmente ogni volta che mi chiamano cerco di dir di sì perché vale sempre la pena, si conoscono sempre persone straordinarie, quelle di cui essere orgogliosi anche come italiani. Se potesse dire una cosa che ci sta ascoltando oggi qui da questo palco, che cosa direbbe? Beh, direi di conoscerlo il QAM, e non c'è solo il QAM, ma insomma di avvicinarsi a queste realtà perché ci fanno del bene, ci mostrano il mondo in una prospettiva più giusta. Crescere il futuro, da 75 anni a fianco di mamme e bambini, medici, operatori, sanitari, volontari, una famiglia, quella del QAM, che continua a crescere grazie a giovani come Carolina Teston, specializzanda in ginecologia e ostetricia, tornata da un mese dalla Sierra Leone. Hai toccato con mano il valore del progetto del QAM, prima le mamme e i bambini. Vuoi raccontarci perché è un progetto così importante? Perché non è accettabile che al giorno d'oggi una mamma abbia delle complicanze che la portano a morire o magari avere poi delle conseguenze in un momento in cui invece dovrebbe dare la vita ed essere il momento forse più bello della sua di vita anche.